Seconda corsa, un confronto per 3 anni, non vincitori di 1000 euro in carriera. Tutto pronto con il numero 1 Phil Dalevan, Andrea Farolfi, 2 Ferdinand Baba, Antonio Volpe, 3 Falco Stella, Sandro Capenti, 4 Fonzi dei Daltri, Carmine Piscuoglio, 5 Fallaci di Casei, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, 6 Fly, Marco Volpato, in seconda fila 7 Figaro del Circeo, Giovanni Grillo 8, Fanni Gaetici, Salvatore Valentino 9, Fringuella Jet, Andrea Vitagliano 10, Fritz Lang, Roberto Biagini 11, Falcao Matto, Santo Mollo. Problemi per Fritz Lang che è rimasto a 50 metri dall'autostart. L'errore di Fanni Gaetici, sbaglia anche Figaro del Circeo, va davanti Ferdinand Baba nei confronti di Falco Stella che si accoda secondo, di fuori Fonzi dei Daltri, poi in mezzo alla pista Fly, ha sbagliato anche Falco Numero 3 Stella. Falco Stella E squalificato. così Fonzi dei Daltri sistema in seconda posizione precedendo Falcao Matto che è partito bene dall'11, punta in avanti Phil Dalevan che va a chiedere strada a Ferdinand Baba e probabilmente ad ottenerla. Così dopo 400 metri di corsa il figlio di Nadal Sheba guidato da Andrea Farolfi ha preso la testa, 31,7 per i primi 400 metri. Ferdinand Baba segue secondo avanti a Fonzi dei Daltri, poi Falcao Matto, quindi Fly, ancora Fallaci di Casei, 600 metri in 46,8 con il leader che ora fa andatura e stacca leggermente Ferdinand Baba, il quale ha sempre un paio di lunghezze nei confronti di Fonzi dei Daltri, poi Falcao Matto, risale Fringuella Jet che si sistema in quinta posizione dopo 800 metri passati con una frazione in 29,9, segno che va via tutta. Il leader ha fatto ancora 15 la curva, 1,16,6 il chilometro da parte di Phil Dalevan, mentre cala Ferdinand Baba che lascia in seconda posizione Fonzi dei Daltri, il quale precede Falcao Matto e Fringuella Jet. A 350 dalla conclusione, un'altra frazione in 29,9 per Phil Dalevan che è nettissimo in avanti. Fonzi dei Daltri secondo, Falcao Matto terzo insieme a Fringuella Jet all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Tutti sparpagliati per la pista alle spalle di Phil Dalevan che fa velocità, viene a vincere in maniera nettissima. Al secondo Fonzi dei Daltri, al terzo posto c'è Falcao Matto. Ancora 33 a chiudere, 1,15,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Phil Dalevan. Andrea Farolfi per il training e la proprietà di Walter Zanetti, figlio di Nadal Sheba e Usta Laser che si impone nettamente questa prova di minima. Completa al secondo Fonzi dei Daltri numero 4, al terzo l'11 di Falcao Matto, in numeri 1, 4, 11 l'ordine d'arrivo della seconda.